Polizia alla svolta nella tragedia di Cison. Alessandro Sartor è morto per un infarto, nessuna lesione traumatica rilevante, non è stato un omicidio. Già disposta la revoca delle misure cautelari per i fratelli di Parra di Soligo che restano indagati, per i miei assistiti una prova dolorosa, dice l'avvocato difensore. Ora vogliamo capire chi ha mentito tra i testimoni. I carabinieri arrestano uno studente universitario e una studentessa di liceo a San Biagio, scovato un bazar della droga per le feste scolastiche di fine anno. Dopo l'inaugurazione della Pedemontana ufficialmente aperta al traffico, l'abbiamo percorsa arrivando dalla Val d'Astico per farvi vedere i primi chilometri di questa nuova e importantissima arteria. Insediato il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Giuseppe Lomoro, che parla degli episodi di maltempo e chiede ai trevigiani di collaborare per prevenire danni e allagamenti. Mobilità sostenibile ha presentato il progetto Aria Pulita di Asco Trade, in arrivo quasi 200 stazioni di ricarica per auto elettriche, ben 48 nel territorio di Treviso. Un luogo che permette ai familiari di pazienti in gravi condizioni di riflettere e prendere anche gravi decisioni sul futuro dei propri cari. Nasce al Cafoncello la stanza di Jacopo, dedicata alla memoria di un ragazzo morto d'asma. Buonasera, ben ritrovati da Treviso. Dunque l'avete sentito dai titoli, in primo piano la tragedia di Cison. Alessandro Sartor, l'operaio di 45 anni, è morto per un infarto, nessuna lesione traumatica rilevante, quanto emerso dall'esame autoptico eseguito dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Sentiamo. Un infarto, una morte naturale. Il colpo di scena è arrivato poco dopo le 13. A dare le prime notizie l'anatomopatologo Alberto Furlanetto al termine dell'autopsia sul corpo di Alessandro Sartor, il caporeparto di 45 anni, morto durante una rissa fuori dalla locanda al Bachero. La causa della morte non è attribuibile a lesioni traumatiche. La svolta su un caso che ha profondamente colpito due comunità, quella di Cison di Valmarino, comune della vittima, e Parra di Soligo, dove abitano i fratelli Stella, accusati di omicidio preterintenzionale e ieri scarcerati dopo 2 giorni in cella a Treviso. Dopo il primo esito dell'esame autoptico si è mossa subito la procura. La procura si è già determinata sulla base di questo esito comunicato ufficialmente per richiedere al giudice la revoca delle misure cautelari applicate. L'ultima parola sulla revoca delle misure spetta al pubblico ministero. Intanto continueranno le indagini anche per vagliare le testimonianze rese quella notte e saranno visionate soprattutto le immagini delle telecamere. Noi adesso dovremo completare l'attività di indagine e vedere se le testimonianze che sono state rese trovano riscontro oggettivo, per esempio nei filmati. È materiale che dovrà essere ancora valutato e attentamente valutato. Poi si vedrà, può darsi che anche nella concitazione non siano stati percepiti e ben descritti i comportamenti, ma per adesso, voglio dire, è prematuro, questo dovremo verificarlo. Una rissa nata probabilmente per futili motivi ed una morte che ormai è certo sia dovuta ad un problema cardiaco. Per ora sappiamo che la morte è dovuta a cause naturali e che non ci sono lesioni traumatiche, che un eventuale, come dire, colpo avrebbe dovuto lasciare sul corpo, però. I due fratelli, bersaglio di minacce e di insulti sui social, hanno sempre dichiarato che il 45enne sarebbe caduto a terra all'improvviso da solo. Il risultato di oggi è un punto a loro favore, anche se rimangono indagati. Il procedimento è pendente, resta aperto, dovremo aspettare il deposito della consulenza. Questo è un anticipo finalizzato anche al seppellimento del corpo. E poi vediamo come evolve l'attività di indagine. Si attendono ora i risultati di ulteriori esami effettuati sul corpo della vittima. Ed ora sentiamo le parole dell'avvocato Danilo Riponti, appena saputo della revoca delle misure a carico dei suoi assistiti. Per loro, ci ha detto, è stata una prova dolorosa. L'ufficio del GIP ha già disposto la revoca delle misure, di tutte le misure a carico di entrambi gli Stella, che erano state disposte all'esito del lungo interrogatorio in occasione della convalida del fermo. Un interrogatorio molto articolato, un interrogatorio anche coraggioso, se posso dire, perché in queste situazioni non è facile avere il coraggio di proporsi all'autorità giudiziaria per dei giovani che erano anche provati psicologicamente, però è stato molto producente dal punto di vista dello sviluppo del procedimento. Ecco.
Ecco, loro avevano sempre mantenuto la stessa dichiarazione. Ma sono stati di una coerenza e anche di un dettaglio che credo sarà estremamente utile alla Procura per andare ad approfondire in futuro le responsabilità di coloro i quali hanno, con delle dichiarazioni sicuramente non veraci, non veritiere, hanno messo in piedi questo orrendo meccanismo, perverso meccanismo marchingegno, a carico di questi due fratelli che in realtà erano estranei a quegli addebiti che venivano elevati loro. Lo hanno sempre detto, lo hanno detto dal primo momento, con coerenza, con ricchezza di particolari, con tutto l'apporto gnoseologico che potevano ricordare da una serata così convulsa, così triste, e alla fine quello che loro hanno detto si sta puntualmente materializzando passo dopo passo. Adesso, avvocato, lei chiamerà ovviamente i suoi assistiti per dargli questa notizia, insomma. Voglio farli riposare, voglio farli rilassare, sono giornate tremende, il meccanismo della giustizia penale, soprattutto per chi come loro non lo conosceva minimamente, è un meccanismo terribile. È stata una prova dolorosa. Domani sicuramente farò un incontro con loro anche proprio per sorridere insieme rispetto a quello che era uno scenario catastrofico per le loro vite. Continuiamo con la cronaca. Arrestati due giovani di 21 e 18 anni, lui universitario, lei studentessa di un istituto superiore trevigiano, avevano a disposizione numerose dosi di stupefacente pronte per essere spacciate alle feste studentesche di fine anno. Manca davvero poco alla fine dell'anno scolastico e come sempre gli studenti si stanno preparando alle feste finali, piscine, musica e divertimento, purtroppo a volte anche a base di alcol e droga. Così da tempo si sono intensificate le indagini e gli accertamenti dei militari dell'Arma ed i risultati non sono mancati. Due studenti di 18 e 21 anni sono stati arrestati. Il blitz dei carabinieri di Vedelago è scattato ieri. A casa del ragazzo di 21 anni, studente universitario residente a San Biagio di Callalta, è stato trovato un vero e proprio bazar della droga. Ben 19 pasticche di ecstasy, 10 dosi di chetamina, circa 7 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana e 15 semi sempre di marijuana. Droga già suddivisa in dosi pronta per essere spacciata alle feste studentesche di fine anno. Arrestata anche la complice, una 18enne, alunna di un istituto scolastico trevigiano residente a Roncade. I due avevano preparato tutto, già confezionato e pronto allo spaccio. I carabinieri della stazione di Vedelago sono arrivati ai due giovani nell'ambito di un'indagine riguardante una truffa online che aveva portato i militari a perquisire l'abitazione del 21enne, in cui sono stati trovati anche cellulari, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Due cinesi sono state denunciate dai carabinieri perché facevano prostituire due connazionali di 60 e 45 anni. Sfruttavano due connazionali di 45 e 60 anni regolari in Italia facendole prostituire. Per questo due 54enni cinesi residenti a Milano sono state deferite in stato di libertà. L'operazione dei carabinieri del nucleo operativo di Castelfranco, che ha visto impiegati anche militari in Borghese, ha preso il via dopo le segnalazioni di alcuni residenti che denunciavano strani movimenti in un appartamento della Castellana. Il blitz è scattato nell'abitazione utilizzata per gli appuntamenti con i clienti, tutti italiani. È stato ascoltando loro che i carabinieri sono risaliti alla casa, ora posta sotto sequestro. Le prestazioni andavano dai 50 ai 150 euro. Dopo l'inaugurazione di lunedì la strada pedemontana è stata aperta al traffico, l'abbiamo percorsa arrivando dalla Valdastico per farvi vedere i primi chilometri di questa nuova importantissima arteria. La festa è finita, ora si fa sul serio. Una volta smantellate le strutture che sono servite per la cerimonia di apertura della strada pedemontana, casello e asfalto sono a disposizione totale di auto e camion. E il traffico, che come i gas tende a occupare naturalmente gli spazi vuoti, dimostra di gradire la nuova proposta. Siamo andati a dare un'occhiata alla viabilità del futuro e abbiamo imboccato la A31 Valdastico per vedere l'effetto che fa uscire dal nuovo casello, posizionato fra gli svincoli già esistenti di Due Ville e Tiene. Tanto per cambiare, l'uscita di Due Ville è congestionata già alle 8 del mattino, con tutte le conseguenze del caso per le medie di percorrenza. Oggi è il primo giorno della nuova pedemontana veneta e siamo venuti a vedere al casello
com'è la situazione, ed effettivamente le macchine ci sono, le macchine passano e anche i camion. Adesso andiamo verso Bassano per vedere là com'è la situazione. Bene, da qui in avanti è tutto nuovo, scintillante e molto comodo, senza traffico e con medie di percorrenza davvero notevoli. Gli svincoli sono ancora in via di sistemazione e per la direzione ovest verso Vicenza ci sarà da aspettare ancora qualche tempo, ma la segnaletica è chiara e ci conduce rapidamente verso Bassano del Grappa. Ed eccoci qui, alla fine del percorso appena inaugurato, neanche il tempo di uscire dalla strettoia che rappresenta il collegamento con l'assetto viario e già ci troviamo catapultati nella vecchia solita carovana di auto e camion ai 30 all'ora. Alla fine, cronometro alla mano, abbiamo risparmiato una decina di minuti, evitandoci l'inferno della viabilità minore fra Due Ville, Sandrigo e Breganze, dove le colonne e i disagi sono all'ordine del giorno. Si è insediato nella caserma di via Santa Barbara il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Giuseppe Lo Moro, che presentandosi ha parlato del contributo che ciascuno può dare in termini di prevenzione. Invito i trevigiani a adottare delle misure di autodifesa e anche di controllo del territorio, di vigilare su anche delle banalità come quella della griglia che si tappa, oppure di informare le autorità di eventuali anomalie che possono presentarsi sul governo del territorio. Giuseppe Lo Moro, 58 anni, calabrese d'origine ma veneto d'adozione, arrivato da Ravenna, ha già sperimentato da neocomandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso i primi episodi di allagamenti dovuti a piogge intense. È aumentata la frequenza rispetto al passato, ma il fenomeno è conosciuto. Noi come Vigili del Fuoco ci dobbiamo preparare ad affrontare queste problematiche, ma anche il singolo cittadino deve rendersi conto che fa parte del gruppo di protezione civile, che è un gruppo diffuso sul territorio. La prevenzione è il primo obiettivo da perseguire, dice, da qui l'appello ai cittadini, ma non solo a loro, anche al mondo produttivo. Spesso sono i piccoli gesti e le piccole manutenzioni quotidiane a evitare gravi conseguenze, come ad esempio l'incendio di una grossa fabbrica, che priva, dice, la collettività di una sua componente importante, vanificando gli sforzi di chi l'ha fondata e fatta crescere. Quanto alla presenza dei Vigili del Fuoco sul territorio, gli organici andrebbero rimpinguati, ma, dice, i numeri sono comunque sopra la media nazionale. Il personale arriva a 370 unità, sedi per lo più adeguate, anche se qualcosa si può migliorare. Diciamo che il livello delle sedi di servizio della provincia di Treviso è altissimo. Bisognerebbe un pochino livellare verso l'alto sia la sede dell'aeroporto e sia la zona di Motta e di Oderzo. Comunque le altre sedi sono di una estrema dignità, offrono dignità ai nostri operatori. E siamo ora alla nostra rubrica, lo dico ad antenna, con la segnalazione di una coppia di Treviso che si è rivolta al CUP per fissare una visita di controllo all'addome e si è sentita rispondere che il primo posto libero al Cafoncello a giugno 2020. Giugno 2020 è quello che si è sentita rispondere una signora di Treviso quando si è rivolta al CUP per prenotare una visita all'addome al Cafoncello per il marito. Riguardo alla sua età, perché devono fare controlli alla prostata, mi hanno prescritto qui a Treviso nel 2020, quando devo farlo entro 2 mesi dalla data di oggi praticamente. Nel 2020 uno che ha 83 anni, uno 76, non so se sia ancora lucido di mente a ricordarsi l'appuntamento. Un anno per un appuntamento all'ospedale di Treviso, ci spiegano i coniugi, pochi giorni invece per quello di Motta. L'ho fissato nell'alternativa che posso andare, perché non è un scherzo, ho capito, ma sono tanti chilometri. Avevano garantito che dopo i 75 anni erano obbligati di dartelo qui a Treviso. Noi, ci spiega la signora, abitiamo a 2 passi dal Cafoncello, io ho 76 anni, mio marito 83. Andare a Motta è faticoso ed impegnativo fisicamente ed economicamente. Ogni volta che mi dicono Motta mi sento pugnalare, perché vado fuori, ci sono tanti anziani che brontolano e che piangono, perché non hanno soldi, disponibilità di andare e perdono mezza giornata per andare in corriera. La 76enne poi ci segnala un altro problema che la vede interessata in prima persona. Lo scorso 7 dicembre è stata sottoposta ad un intervento all'occhio. Dopo un mese mi era stato prescritto di farmi una visita di controllo. Sono andata tante volte a sollecitare e non combino niente, siamo a giugno. La signora al momento ha solo un preappuntamento in attesa della telefonata dal CUP per fissare la data della visita.
però mi avevano garantito che entro il mese di gennaio mi chiamavano. Dobbiamo sempre reclamare, io sono stanca. Continuiamo a parlare di sanità, abbiamo trovato 4 medici, il problema di carenza di personale al pronto soccorso è risolto, così il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, che ha spiegato i motivi del caos che si è scatenato nel fine settimana nel pronto soccorso al Cafoncello. Fine settimana di passione al pronto soccorso di Treviso per alcune emergenze accadute sabato sera che hanno avuto poi ripercussioni anche l'indomani insieme alla carenza di specialisti ortopedici. Si è trattato di un evento eccezionale che non si era mai verificato prima, ha spiegato il direttore generale Benazzi. Noi abbiamo ovviamente una carenza di 4 ortopedici, sono stati organizzati bene i turni, solo che il sabato sera abbiamo avuto 2 sale operatorie contemporaneamente in funzione. E chiaramente qualsiasi tipo di intervento, cioè i politraumi, abbisognano almeno di 2 chiaramente ortopedici, per cui avevamo 4 ortopedici impegnati in tal senso. È stato richiamato il terzo medico reperibile, spiega ancora il direttore generale, ma in base alla normativa europea di riposo delle 11 ore non è stato possibile far entrare al lavoro un altro specialista. Ci stiamo comunque organizzando, nel momento in cui arriveranno i 3-4 ortopedici che mancano, riusciremo a garantire comunque una terza reperibilità, per cui questo non succederà più. Se la settimana era finita con queste difficoltà, quella seguente è iniziata con ulteriori problemi, questa volta al CUP, con lunghe attese per gli utenti. Il motivo presto spiegato. Venerdì scorso gli sportelli sono rimasti chiusi per la partenza del Giro d'Italia. Tutte le persone che dovevano venire ovviamente il venerdì si sono riversate il lunedì. Noi abbiamo, prevedendo questo, abbiamo occupato tutti gli sportelli col personale, ma quelli sono gli sportelli, non potevamo mettere sportelli aggiuntivi. Le persone hanno atteso più del solito, ha spiegato Benazzi, scusandosi ma sottolineando che si è trattato di un evento eccezionale che non dipende dall'ULSS. Siamo passati da 500 persone alle ore 12 a 670 persone, quindi uno sforzo grandissimo degli operatori, mi scuso ancora con le persone. Intanto il problema di carenza di personale medico al pronto soccorso sembra risolto. Siamo riusciti a trovare 4 persone, adesso partiranno i telegrammi, li assumeremo. Il problema di carenza di medici in pronto soccorso, per fortuna, per l'estate non l'avremo. A breve pronto anche l'impiego di medici in pensione. Abbiamo dei contratti in corso, in essere, dobbiamo ovviamente metterli, come dire, in linea e credo che per fine giugno inizieranno a lavorare. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali ed ora lo strano caso accaduto questa mattina a Conegliano, che ci ha raccontato un cittadino, un imprenditore, una sorta di blackout dei telecomandi delle auto, probabilmente a causa di un'interferenza nelle radiofrequenze dei dispositivi. Sicuramente le macchine, finché sono stato là io in difficoltà, eravamo 6-7, forse anche 8 macchine. Con lo stesso problema mio. È un caso ancora senza spiegazione quello che ci racconta un cittadino trevigiano, Lorenzo Monaco, che ci ha contattato per riferirci lo strano caso di cui è stato protagonista in mattinata a Conegliano. Sì, un episodio singolare, perché questa mattina ci siamo trovati in via Maggior Piovesana, zona agenzia entrate, commissariato, pizzeria, macchine parcheggiate che non si aprivano più. E a me personalmente, dopo aver estratto la chiavetta dal telecomando, ho aperto la macchina con grande soddisfazione, mi sono trovato che però non andava in moto e dopo numerosi tentativi fortunatamente è partita, però c'erano diverse persone ancora là in difficoltà perché chiaramente dovevano andare chi al lavoro, chi per i fatti propri, e la macchina non partiva. Anche gli agenti del commissariato di polizia sono usciti per cercare di capire cosa stava succedendo. Quando Monaco è finalmente riuscito a ripartire, ha notato che il problema in città era capitato anche ad altri. Allontanato dalla zona ho avuto modo di vedere altre persone che col telecomando tentavano di aprire le macchine. Antifurti che partivano a caso, e poi ho saputo anche di altri fatti un po' particolari, tipo telefono che parte con un video da solo senza che nessuno lo tocchi, cancello che si apre e si chiude. C'è chi ha raccontato lo strano caso anche su Facebook per capire quante persone oggi a Conegliano abbiano vissuto esperienze simili e provare a dare una spiegazione all'accaduto. Magari mi pare esagerato parlare di tempesta magnetica, però l'effetto era un po' quello, insomma.
tutto paralizzato, i telecomandi non funzionavano, l'accensione non funzionava e non saprei cos'altro dire. Ed ora parliamo invece della ricarica delle auto elettriche. Grazie ad Ascotrade sono in via di installazione solo a Treviso quasi 50 postazioni, circa 200 in tutto il Veneto. Quasi 200 nuove stazioni di ricarica per le auto elettriche in tutto il Veneto, ben 175 installate grazie a un accordo con 68 amministrazioni comunali. Sono i numeri destinati a crescere del progetto Green Aria Pulita promosso da Ascotrade in collaborazione con Bicharge. Presentazione a Treviso, visto che nel capoluogo della Marca è in corso una piccola grande rivoluzione in tema di mobilità sostenibile. Oggi per noi è una giornata di grande soddisfazione, di grande gioia. Abbiamo presentato il nostro piano non solo nel comune di Treviso ma anche nell'intero Veneto. 197 stazioni di ricarica che verranno installate nel Veneto, di cui 157 in provincia di Treviso. Questo solamente per quanto riguarda il pubblico, cioè mi sto riferendo alle amministrazioni comunali. Quindi un'azienda del territorio che ancora una volta riafferma il suo ruolo, prendiamo per mano il nostro territorio così come negli anni 70 è stato fatto per la metanizzazione. Questa è un'amministrazione che sta portando a casa dei risultati importanti in solo 365 giorni. Mi vengono in mente le 1000 piante che Ascotrade ci ha donato e che già 300 sono state piantumate. Mi viene in mente i nuovi bus elettrici che sono stati portati in città. Adesso andremo a installare 48 colonnine elettriche per ricaricare le auto elettriche, di cui 38 proprio nei quartieri, in quelle aree che avevamo garantito e promesso maggiore attenzione, e lo stiamo facendo. Colonnine nel Trevigiano ma anche a Belluno, Venezia, Vicenza, Padova e Rovigo. Progetto di installazione che sarà completato nei prossimi 12 mesi per mettere al passo il territorio con la crescita esponenziale del numero di auto elettriche in circolazione. Auto che tra non molto potranno essere ricaricate anche a casa propria, come ha annunciato lo stesso presidente Busolin. Metteremo a disposizione dei nostri clienti anche, si chiamano wall box, quindi comodamente da casa si potrà ricaricare l'auto elettrica mentre si dorme, perché giustamente in casa si fa nel garage, mentre si è a casa, mentre si dorme e si riposa. Inaugurata questa mattina al Cafoncello di Treviso la stanza di Jacopo, un luogo che permette ai familiari di pazienti in gravi condizioni di riflettere e prendere decisioni anche gravi. Dopo riuscite a fare pezzettini che così li diamo a tutti? Un po' di pezzettini li diamo. Taglio del nastro al Cafoncello, dove è stata inaugurata la stanza di Jacopo. Un divano, un tavolino, un frigo e un microonde, ma soprattutto un angolo per i familiari di quei pazienti gravemente malati, dove raccogliere le idee e prendere anche decisioni difficili sui propri cari. Quella di accogliere le persone che raggiungono l'ospedale in emergenza, che hanno un proprio caro in pericolo di vita e quindi si trovano in una situazione di grande stress emotivo, e quindi un luogo dove poter gestire questo stress è molto importante. L'idea di una stanza con queste finalità nasce proprio da Fausta Tocchio e dalla sua drammatica esperienza. Il giorno di Natale del 2010 riceve la telefonata che nessun genitore vorrebbe avere. Il figlio Jacopo, che si trovava a Londra, era in fin di vita per un attacco d'asma. La corsa in Inghilterra, dove le viene messa a disposizione una camera per riflettere e per prendere la decisione di donare gli organi del figlio che se n'era andato. Organi che hanno permesso a 7 pazienti di sopravvivere. L'accoglienza che ho ricevuto nell'ospedale londinese mi ha permesso di razionalizzare il dolore, ci racconta Fausta Tocchio, e di mettere in piedi questo progetto. Quello spazio mi abbia veramente dato molto, perché mi ha dato dignità, mi ha dato rispetto, quei medici mi hanno dato dignità e rispetto. Di lì è nato, nella maniera più semplice, perché non offrire la stessa opportunità anche nei nostri ospedali in Italia. 9 al momento le stanze di Jacopo inaugurate in vari ospedali italiani, tra cui Montebelluna, Conegliano, Mestre, Venezia e adesso Treviso. 5 dunque nel solo Veneto, che ha risposto in modo forte all'iniziativa. Splendido, c'è veramente una affettività. Anche i familiari, spiega la mamma di Jacopo, sono seppur in modo diverso dei pazienti che vanno accolti e compresi. Sul tavolo il libro degli ospiti dove lasciare un pensiero, i primi a scriverci, i fratelli di Jacopo. Cosa direbbe Jacopo se potesse dire qualcosa di quello che lei sta facendo? Beh, lui mi diceva: mamma, io ti amo. Noi ci amavamo tanto
io credo che sia felice, sia orgoglioso, io sono orgogliosa di lui. In ogni stanza rivive Jacopo. In ogni stanza c'è lui. Vi ricordo fra qualche istante la nostra trasmissione 20:10, si parlerà di autonomia con il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, per sfatare tutte le bufale contro l'autonomia. E questa era l'ultima notizia, vi lascio ora alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo stabile e soleggiato, tuttavia non si esclude una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 5 giugno. Sul Veneto qualche nube in più sui rilievi, dove saranno possibili anche dei piovaschi in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Sarà più soleggiato invece sui restanti settori. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime comprese invece tra 23 e 28 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con tempo in prevalenza asciutto e stabile dappertutto, ma con i consueti disturbi, specie al pomeriggio, sui settori montuosi. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 22 e 26 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino con ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane invece avremo qualche pioggia a carattere sparso, ma in genere di debole intensità. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime sui 29 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.